Giovanni dagli Eremitani costruì il Palazzo della Ragione a Padova, che era sede del tribunale. E pensate un po' che questo palazzo ha la parte superiore del tetto che è costruita come la carena di una nave, o perlomeno lo ricorda, rovesciata. Nella parte interna, sotto al soffitto creato da questi archi di legno, c'erano delle raffigurazioni che erano di Giotto, che vennero poi successivamente distrutte durante un incendio. Soltanto successivamente vennero ricreate e ridisegnate delle figure con sfondo e mito astrologico sulla base di alcuni studi. Questi studi erano gli studi del famoso medico studioso sulla base astrologica che era Pietro d'Abano, e vennero ricreati successivamente. Pensate che sono inseriti tutti gli elementi della simbologia astrologica, poiché rappresentano i 12 mesi, i 12 apostoli. Ci sono anche 9 sezioni che rappresentano i 9 pianeti del sistema solare, e si dice che questo raffiguri tutto quello che è il percorso ed il passaggio dell'essere umano nel proprio ciclo di vita. Poi ci sono tutta una serie di raffigurazioni che rappresentano nella parte inferiore gli animali e rappresentano quelli che sono gli istinti dell'essere umano, o rappresentate a livello simbolico le varie virtù.